Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora siamo pronti per iniziare come sempre ogni giovedì una nuovissima puntata di Made in Polesine. Stiamo controllando tutto quanto, mi sembra che funzioni tutto stranamente. Oggi funziona tutto quanto. No, perché c'è da dire che ultimamente il tecnico è sempre Davide. È sempre, sì. Abbiamo Maurizio che è un pochino in panne come una macchina. Anzi, auguri a Maurizio. Facciamo gli auguri naturalmente di pronta guarigione. È un po' assenti in questi giorni. Ci manca molto. Ciao Maurizio. Arriverà molto presto. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli, Leandro Maggi e lui Leandro Maggi. Buongiorno ancora e benvenuti e bentornati qua da noi, insomma, ecco, tutte le settimane noi siamo qua presenti. Diciamolo subito, quest'oggi il giovedì la prima messa in onda di Made in Polesine, poi nel weekend ci sono le varie repliche, quindi sappiatelo che il giovedì la diretta, poi puntuali come una cambiale, poi fine settimana le varie repliche. Ci sono ancora le cambiali? Non so, io no, chiedo. Penso che sia penso che ritorneranno. Ma ritorneranno, però non mi sembra che in questi ultimi anni siano stati molto adoperati, insomma. Ma io penso ritorneranno. Ma questa è un'altra storia. Vedrai. Non c'entra niente con quello che dobbiamo fare noi. Allora, i titoli di oggi. Allora, burattinai e folklore. Poi musica contemporanea, che passione. Poi #apro. Aziende e difficoltà. E poi ultima, ma non ultima, dad e non solo. Ecco, questi sono i titoli di oggi, molto improvvisati se vogliamo, perché noi arriviamo proprio all'ultimo istante, all'ultimo secondo, siamo proprio non si fa, last minute. Non si farebbe, non è il modo questo di fare le cose, però noi non ci piace. Ma così. è perché c'è l'attualità che incombe, dobbiamo seguire sempre le notizie, quindi abbiamo sempre l'ultimo minuto, e all'ultimo minuto arriva uno come Renzi che cambia, che spariglia, e noi non buttiamola subito in politica che noi e noi cerchiamo di non fare queste cose. Dai, allora. Tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. Pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. I titoli li abbiamo già letti in precedenza e adesso primo titolo, eccolo qua, burattinai e folklore. Allora, c'era un articolo sulla Voce di Rovigo che parlava che il miglior burattinaio d'Italia è un signore di Fratta Polesine. Quindi siamo in zona, dai. Un signore del 1947, quindi ha esattamente 73 anni, ma comunque è conosciuto in tutto il mondo, perlomeno in tutta Europa, perché è un burattinaio tra i più bravi e si chiama Adriano Farinelli. Sì. Naturalmente facciamo i complimenti ad Adriano, perché mantenere una passione come quella del burattino bisogna essere bravi. Certo. Tra l'altro sono i burattini non quelli con la mano, ma proprio quelli con i cavi, con i figli. Ma poi dopo ne approfittiamo per ringraziare tutti quelli che fanno questa ricerca del folklore, e mi viene in mente uno per tutti, la compagnia dei Buontemponi di Bottrighe con il nostro amico Roberto Manangoni, che salutiamo naturalmente. Naturalmente salutiamo, e niente, dire che sono bravi è dir poco. In un momento che va tutto a 200 all'ora, abbiamo proprio detto 2 secondi fa che noi siamo arrivati all'ultimo minuto per fare il programma, quindi siamo tutti presi sempre con le bombe atomiche. Chi riesce a rispolverare certe ricorrenze, il filò che si faceva una volta, incontrare la gente, il trovarsi insieme in slow motion, molto lenti, molto. Sì. Questa qua è una cosa che forse dovremmo riscoprire, altrimenti se no il tempo passa talmente veloce che tac, dopo 2 secondi c'hai già 80 anni. È talmente veloce sto tempo, sì. Passano gli anni e nemmeno te ne accorgi, insomma. E quindi proprio questo post veloce, visto che siamo veloci per una giornata un po' particolare, complimenti ad Adriano Farinelli, il miglior burattinaio d'Italia di Fratta Polesine. Chapeau Veramente. E salutiamo ancora il nostro amico Roberto Managoni, che lui fa parte un po' di questo mondo, non perché sia un burattinaio lui, ma insomma negli spettacoli, nelle varie cose, insomma, ecco. Rispolverare il folklore li abbiamo già celebrati tante volte in queste 280 puntate, sono 280 oggi. 280, esatto. E quindi li abbiamo celebrati tante volte i Buontemponi, e sono bravi perché sono tanti.
coordinare tante persone come loro e andare sempre d'accordo, chapeau. E sono fedeli perché non sono mollano fedeli mai. come i carabinieri. Non mollano mai, veramente. Va bene. A tra poco allora per continuare Made in Polesine. Non ho detto fedeli come te. No, ma non mi aspettavo niente di questo, sai. Vabbè, è venuto dopo. Sei un amico, grazie. Grazie. E pronti per proseguire la puntata di oggi di Made in Polesine, e adesso secondo titolo parliamo di musica contemporanea. Che passione. Allora, che dire, noi abbiamo tra le eccellenze del Polesine, ogni tanto cerchiamo di celebrare le eccellenze, ci sono i due conservatori, Rovigo da una parte e Adria dall'altra. Rovigo tra l'altro fino a poco tempo fa era veramente un'eccellenza a livello europeo per il jazz, quindi c'erano degli insegnanti straordinari. Purtroppo uno ha fatto un incidente e ci ha lasciati ed era un pochino il coordinatore, però resiste ancora questo concetto di Rovigo come conservatorio importante per la musica jazz. Adria a sua volta ha organizzato un festival di musica contemporanea che è stato coordinato da uno degli insegnanti appunto di Adria, del Conservatorio Tiziano Bedetti, ed è stata una cosa abbastanza seguita. Ne parleremo poi in un post più avanti. Purtroppo al giorno d'oggi seguire un avvenimento è cosa dura, perché non ci si può esibire di presenza, bisogna fare tutto con Zoom, non Zoom, o Facebook, o YouTube, eccetera, e quindi si perde innanzitutto il piacere di esibirsi al pubblico, e poi anche sia meno gente attenta che viene apposta a vederti, eccetera. Comunque noi facciamo i complimenti, tra l'altro facciamo i complimenti alla nostra amica Chiara Parolo, che ha chiuso questo festival con un bellissimo video, e complimenti a tutti a crederci a queste cose. Sappiamo che la musica contemporanea già in tempi normali non paga perché ha pochi estimatori. Esatto, sì. Se ci aggiungiamo il fatto che non è possibile esibirsi di presenza, quindi chapeau alla resistenza e il coraggio di proporre certe cose. E poi se il jazz è un genere, purtroppo dico io, perché a me piace il jazz ed è un tipo di musica molto particolare, insomma non piace a tutti quanti, però a me personalmente piace in modo veramente particolare, questo diciamo, qua è uno step successivo. La musica contemporanea è ancora più difficile. La musica contemporanea effettivamente è molto per addetti ai lavori, quindi e poi ricordiamo che il jazz è la base della musica in assoluto, da lì nasce un po' tutto quanto. Poi potremmo parlarne per ore, non sono d'accordo, però dai, ci sentiamo tra pochissimo allora per il terzo argomento di oggi. Veramente velocissimi, anche perché abbiamo un sacco di cose da fare poi. Quindi appena finito, però questa oretta che trascorriamo, ce la riserviamo tutta per noi, che trascorriamo tutte le settimane insieme, ci fa veramente onore, ci piace fare sta cosa. Allora parliamo di hashtag Apro. Ok, cosa vuol dire hashtag Apro? Ci hanno appena scritto però un messaggio al 349 221 5887 per dire che il jazz non è la base di tutte le musiche. Non è la base. Hanno detto il nostro amico Lorenzo che non è il jazz, ma è stato il rhythm and blues, e quindi la musica nera e quindi l'influenza che c'è stato della musica afroamericana, e ha portato anche al jazz. Ma questa è un'altra storia. Non sono d'accordo. Vabbè, comunque dai. E quindi siamo 1-1. Vai. Hashtag Apro il 15 novembre, quindi scusa, il 15 gennaio, domani. Cosa c'è tra novembre? Non so, novembre forse. Il 15 gennaio, domani. Oggi siamo in diretta, quindi se ci ascoltate sabato, l'abbiamo registrata giovedì. Vabbè, comunque c'è questa proposta da parte di un commerciante, mi sembra che sia delle Marche, di tenere aperto con tutti i crismi e tutte le regolamentazioni che c'erano già a ottobre, quindi distanze giuste, determinate, pulizie, sanificazione dei locali, eccetera. È una provocazione perché tra l'altro vogliono rimanere aperti dopo le ore 18 fino alle 23:50. Che dire? Allora, intanto si chiamerebbe apertura gentile. Allora, innanzitutto, secondo me, se aderiscono in tantissimi diventa veramente una cosa anche importante, e sicuramente non ci saranno multe. Però siccome sappiamo che noi in Italia siamo quelli di armiamoci e partite, vedrai che invece dei 50.000, 100.000 che si sono prefissati di tenere aperto, ce ne saranno 5. Esatto, sì. Però comunque noi diamo solidarietà a questo. Perché diamo solidarietà?
perché fondamentalmente non troviamo un nesso tra il fatto di chiudere alle 18. Anzi, prima addirittura c'erano i ristoranti che potevano aprire al pomeriggio, quando facevano poi i menù economici da lavoratore, quindi Esatto, sì. hai il locale strapieno, alla sera che paghi 30 euro, che probabilmente c'è un quarto delle persone, chiudi. Al limite facciamo il contrario, tu dici, vabbè, insomma, facciamo il contrario. E tra l'altro poi c'è anche un avvocato di un partito, che non voglio dire chi è perché sennò tu mi sgridi, che sta facendo una class action, praticamente riunisce tutte le persone che si vogliono far causa allo Stato, perché ha detto che il lockdown equivale ai cosi domiciliari, agli arresti domiciliari. Sì, vuole far causa allo Stato. Quindi in questo momento di grandissima confusione si inserisce vedremo anche un po' come andrà a finire questa diciamo piccola protesta, se vogliamo. È come un po' la canzone di J-Ax che dice sì, la rivoluzione ma fatta dagli altri, e quindi dopo tutti quanti a lamentarci, però dopo nessuno ha il coraggio di farlo. È una caratteristica dell'Italia. Abbiamo visto in America poco tempo fa proprio cosa è successo, ma i francesi quando si arrabbiano veramente, gli inglesi pure, i giubbotti gialli, i tedeschi anche. Noi con Francia e Spagna purché se magna. Fa parte del nostro DNA. Vabbè. Noi siamo così. Comunque dai, vedremo, monitoreremo, e poi tra l'altro farò anche un servizio il giorno 15, domani, per vedere chi apre, chi non apre. Sarò probabilmente ad Adria, che è il nostro referente per quanto riguarda le attività commerciali. Vediamo cosa succede. Vabbè, domani è 16 comunque. Domani è 16. Oggi è giovedì 15, domani 16. Vabbè, dai, non c'è problema. Domani è 14. Domani 14. No, domani è 15, scusa. Oggi che è giovedì 14. Siamo sicuri? Sì, sicuro. No, non è cattivo, no. Fondamentalmente non è cattivo, però no. Ci sentiamo dopo, dai, vai. E siamo come sempre pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, abbiamo verificato un po' il calendario, effettivamente domani è il 15. È il 15, sì. Sai perché? Perché tu c'hai il fuso orario che c'è ad Adelaide là, in Australia. Quindi solo... C'è come quelli che festeggiano l'ultimo dell'anno 12 ore prima di noi. Tu guarda, vabbè. Sono troppo avanti. Sono troppo avanti. Vabbè. Ok, dai. Comunque allora, dai, stabilito che domani è giorno 15. Altro titolo: aziende e difficoltà. Allora, aziende e difficoltà. Le aziende di difficoltà ormai le sappiamo, stanno veramente cercando di sbarcare il lunario, ma purtroppo con l'asporto non riescono a superare addirittura le spese. Poi adesso c'è un accanimento terapeutico, perché addirittura pretendono neanche più l'asporto dopo le ore 18, e quindi c'era un articolo di una azienda, tra l'altro di Portoviro, che fa massaggi eccetera, diceva che noi i massaggi no e i parrucchieri sì. E poi anche qua è una cosa, c'è tutto, c'è cose che contrastano parecchio, esatto. E il sospetto, che l'abbiamo sempre detto, e da mo' che lo diciamo, che chi fa le leggi le fa a tavolino, è proprio un minimo di contatto con la realtà probabilmente non ce l'ha. Però d'altronde uno che prende 14-15 mila euro al mese, che cazzo di chi se ne frega. Proprio veramente, sì. Contatto con la realtà. Fate quello che volete, tanto io i miei 15 mila li ho, dai, cosa vuoi che sia. Quindi invece noi che siamo gente normale, che stiamo soffrendo il soffribile, purtroppo non capiamo certe scelte, e quindi solidarietà alle aziende. Tra l'altro c'è stata una protesta in Piazza del Popolo a Roma, ha partecipato anche qualcuno del nostro territorio, in particolar modo sì, funziona ancora, in particolar modo la Giada Banin, che ha un'agenzia di viaggio, perché è un'altra di quelle categorie che sono colpite in maniera impressionante, eccetera eccetera. Poi dopo vogliamo ripetere la nostra idea: perché non fare i vaccini ai giovani, che sono quelli che si muovono per primi, e dopo fare gli anziani più tardi? Perché se il giovane è quello che fa da veicolo perché si muove di più, fa
Poi sai, gli anziani sono più protetti, sono quelli più a rischio, diciamolo. Ecco. Sì, ma però stanno in casa, non si muovono, prendono il virus se qualcuno li va a trovare. Ma non è detto poi che tutti gli anziani restino in casa, cioè non è detto, perché ci sono parecchi che si muovono e vanno anche a ombreggiare. Se così è vero. Dai, vabbè. vai. Comunque dai, solidarietà ancora una volta per gli amici che hanno attività. Va bene, ok. Ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Allora, eccolo qua. Andiamo veloci perché abbiamo un problema tecnico, se vogliamo, ma risolvibile. DAD e non solo. Allora, cos'è questo DAD? Il DAD è didattica a distanza. Ecco, perché DAD uno detto così, insomma. Ci sono tante polemiche che i ragazzini purtroppo non fanno più non socializzano più, sono sempre col computer, col telefonino, poi devono fare le lezioni, sono disattenti, eccetera. E quindi abbiamo detto appunto il titolo DAD e non solo. Non solo perché poi dopo è tutto virtuale, anche abbiamo visto proprio l'altro giorno sul quotidiano, il teatro di Rovigo Sociale ha fatto degli spettacoli in streaming video. 15.000 persone le hanno guardate, ma non è la stessa cosa, perché chi fa spettacolo ha bisogno del pubblico, ha bisogno del saluto, diretto, del contatto, dell'applauso, eccetera. Quindi stiamo veramente tarpando le ali non solo ai giovani, ma anche a una di quelle attività indispensabili per uno Stato, che sono le attività intellettuali, quindi gli incontri, quindi i congressi, quindi i teatri, quindi i concerti, eccetera, eccetera. Ok, allora abbiamo così concluso gli argomenti, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Siamo veramente in conclusione dell'appuntamento di oggi, il primo appunto del 2021 di Made in Polesine. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti come sempre, ringraziamo Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine. A proposito di Made in Polesine, io in questi giorni ti ho visto con il tuo nuovo appuntamento, la rassegna stampa praticamente che stai faccio tutte le mattine. Stai facendo tutte le mattine, quindi che sta andando veramente molto bene. Ho visto che ci sono dei numeri molto importanti. È stato sono qualche migliaia di persone che mi segue e questo mi fa piacere. E mi diverto, è impegnativo, perché poi dopo sai, devi leggere i giornali, puntualizzare tutto, ci vuole tempo, però mi fa piacere, perché poi dopo la gente mi scrive bravo, complimenti, siccome sai che sono molto ambizioso, sì. Me la tiro. No, ringrazio naturalmente Promozione Italia, che è l'associazione che ci dà una mano, ringrazio anche la redazione di Made in Polesine, ringrazio il mio amico Davide, che anche lui mi dà qualche dritto ogni tanto. Comunque dai, seguitela, che ogni mattina 7 giorni su 7, fin quando non mi massacrano gli Zebedei. Però dai, seguite, perché è veramente un appuntamento molto importante, anche per rimanere ovviamente informati di quanto succede, insomma. Nei bar i giornali non ci sono adesso, e quindi sopperisco questa crisi. Quindi alla mattina, quando vi alzate, avete magari verso mezzogiorno non ce la faccio prima, perché ci metto 3 ore a farla. Ecco, a mezzogiorno date un'occhiata e così rimanete informati anche in maniera generale, veramente, perché si parla un po' di tutto in questa rubrica. Una rassegna stampa ci metto 3 orette. 3 orette? Non sono poche. Mezza giornatina che ti va. Che mi parte. Dai. Bene, allora dai, vi ringraziamo del vostro gentile ascolto. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana, quindi da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, facciamo il nostro classico. Lo facciamo, dai, il nostro classico countdown. 2 no, sono 3 3, 2, 1. Ciao a tutti. No, ne ho soltanto uno. Nel 2021. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.